Benvenuti, con Borghi d'Italia siamo tornati in Veneto, a Revine Lago in provincia di Treviso, 246 metri sul livello del mare, 2300 abitanti circa, distribuiti tra i vari borghi. La vera forza del paese è la natura, con i laghi, la montagna, ma andiamo a sentire i protagonisti del territorio, diamo voce alle immagini. Si parte con Borghi d'Italia. Ci troviamo a Revine Lago, che è formato da due centri, Lago e Revine, che si sono fusi in un comune unico nel 1867, due borghi stupendi, alla sponda di due laghi altrettanto stupendi, dove si fanno anche delle manifestazioni sportive. Abbiamo altre manifestazioni importanti che possono interessare un pubblico molto più vasto. Verso fine luglio il Lago Film Fest, che è arrivato all'8ª edizione. E poi abbiamo la montagna con il suo bosco, con i suoi prati e con i suoi sentieri, inserito poi nella vallata di 5 comuni, che completa per un turista che è di passaggio o che viene apposta per fare una settimana o un fine settimana, un posto veramente interessante. Ricordiamo il santuario di San Francesco, santuario con una veduta proprio sopra il paese. Poi le lame, un lavatoio di vecchia data che ancora è conservato quasi integrale. Il nostro gonfalone, come vediamo, unisce proprio i due comuni, dove abbiamo una parte che è questa montagna spezzata, si dice Revine Ruine, poi sotto abbiamo i due laghi. Qui avevamo allora il conte vescovo, quindi pastorale del vescovo conte di Revine. Ma come siete belli, proprio con gli abiti tradizionali, tutti colorati. Che cosa ci fate ascoltare adesso? L'inno al nostro santuario di San Francesco. Tu te l'hai vanto, benigno, guardami prospero ai tuoi piedi. Oh San Francesco, prega per me. Noi siamo il gruppo folcloristico I Revinot. Il gruppo nasce nel dicembre del 1989 da un'idea delle signore del coro parrocchiale di Revine. Il gruppo si presenta con i costumi tipici popolari su modello del 1800, infatti come vedete il colore è viola perché è il colore tipico di quegli anni. Noi come gruppo folcloristico collaboriamo con la Proloco appunto del comune di Revine Lago e riproponiamo i vecchi mestieri di un tempo. Partecipiamo anche alle varie manifestazioni che ci sono all'interno del comune e in altri comuni limitrofi.
Il gruppo folcloristico I Revinot presenta come vecchi mestieri come si fa i scarpette, l'uncinetto e anche la cucitura, mentre gli uomini ripropongono come fare il restel o come fare la mussa. La mussa è una slitta di legno fatta appunto come un tempo e riutilizzata da noi per le varie manifestazioni per portare giù dalla montagna alla pianura le legne oppure il fieno. Le nostre manifestazioni principali sono la Mussada, proposta per la festa di San Matteo che è il 21 settembre e dove appunto il gruppo folcloristico fa la sfilata nei borghi del paese. La seconda manifestazione principale è quella che viene fatta a luglio, che è la Fienagione, cioè l'arte del fieno. Tra gli appuntamenti da non perdere a Revine Lago, in provincia di Treviso, ricordiamo la Passione di Cristo e il presepe vivente, ma andiamo a conoscere il parroco. Qui ci troviamo nella chiesa arcipretale della parrocchia di Revine, dedicata a San Matteo Apostolo ed Evangelista. Questa parrocchia è diventata arcipretale nel 1920 perché aveva tante vocazioni e il vescovo ha voluto premiare con questo titolo arcipretale. Questa è una chiesa che ha avuto trasformazioni lungo i secoli. È stata, diciamo così, rivoluzionata dopo la Seconda Guerra Mondiale perché prima era più piccola, era fatta un po' tipo a tenda. Il parroco che è qui sepolto l'ha allungata e l'ha anche cambiata all'entrata. Questa è una parrocchia che risale ancora come sede di parroci dal 1400. È una parrocchia, una chiesa carina, bella, che si fa un po' sull'immagine dell'abbazia di Follina. Il campanile Svetta è stato un campanile rinnovato dopo il terremoto degli anni 20 e la guerra, che è la prima guerra che lo aveva un po' messo in pericolo. Lo hanno rifatto e lo hanno fatto così slanciato verso l'alto. Poi sa, una volta c'era anche la mania un po' di fare le cose grandi e allora lo hanno riproposto in maniera nuova. Ci sono delle tele belle, delle tele anche che hanno un valore non solo affettivo o artistico, anche per la bellezza in sé dell'opera. Sono anche ben conservate, la gente ci tiene alle sue cose, è molto legata. Assieme al santuario qui sopra di San Francesco da Paola, che pur essendo in montagna e lontani dal mare, è arrivata questa devozione, probabilmente dal fratello del parroco di allora, questo Don Giovanni Domenico Cumano. Sembra che lui abbia avuto un fratello nella marina e San Francesco di Paola è patrono anche dei marinai, è patrono di questa gente. Questo santo ha preso devozione qui nella nostra gente, anche perché nel 1800 e qualcosa c'è stata la peste e un'epidemia di colera. Quindi da quella occasione la devozione è aumentata, insomma. E se io vado a celebrare la messa lassù al santuario c'è sempre gente.
ci tengono a questo luogo di devozione e anche di ricordi, e soprattutto è bello da starci, insomma, ecco, non solo per il panorama che si vede, ma anche per la piccola chicca di chiesa che abbiamo qui. Poi qui è nata anche la passione vivente, ecco, proprio sullo schema di questo paese, che si adatta molto bene sia a fare la rappresentazione del presepio vivente a Natale, sia a fare la Via Crucis o la passione vivente di Nostro Signore. La catechesi qui c'è. La facciamo con i bambini, con i ragazzi, con i giovani, la facciamo anche con gli adulti, soprattutto in quest'anno della fede abbiamo tentato di valorizzare questo anche in ambito di unità pastorale, di forania e di parrocchie più allargate, se no ci limitiamo alla nostra tradizionale catechesi dei ragazzi, dei fanciulli, dei giovani. Dopo aver visitato i borghi di Revinelago in provincia di Treviso e scoperto il suo territorio, è importante anche degustare la cucina tradizionale del posto. Ai Cadillac, il nostro ristorante, nato per opera dei nostri genitori nel 1970, è gestito attualmente da noi fratelli, quindi l'ambiente che si respira è molto familiare. Il nostro ristorante, oltre a presentare dei piatti che rispettino quella che è la tradizione, quelli che sono prodotti a chilometro zero, che vengono selezionati da mio fratello, quindi con le carni più fresche, le verdure coltivate in maniera biologica, rispettano anche dei principi di tipo salutare. Proponiamo piatti integrali, quindi farine, pane, pasta fatta in casa, con il rispetto di quello che è proprio la salubrità, senza perdere il gusto del piatto. Passiamo a una preparazione di antipasti. Qui c'è della soppressa, che è un salume tipico locale, che viene passata in una noce di burro, scottata con un po' di aceto e servita con della polenta rosolata. Qui invece c'è un'insalatina di carciofi servita con delle scaglie di Montasio, che è un formaggio sempre delle nostre zone. Ci sono dei ravioli fatti in casa con radicchio di Treviso, quindi territorio, con della ricotta affumicata e dei pinoli. Qui un piatto gift, maccheroncini di pasta integrale con un ragù di manzetta. Questa invece è una preparazione di un guanciale di manzetta con una ragnatela di formaggio stagionato e dei funghi chiodini sempre di questo periodo. Il piatto forte del nostro locale è la tartare di manzo, che non è altro che una carne tagliata finemente a coltello, condita con una sorta di ingredienti che sono o a scelta del cliente oppure tradizionale. C'è l'aglio, c'è il cetriolino, c'è la parte piccante, tabasco e peperoncino, degli aromi quali il cappero e la senape, la cipolla, l'aglio, un po' di pastosità con il rosso d'uovo, sale, pepe, olio, un goccio di calvados e una manciata di pepe fresco al momento del servizio.
Allora accompagneremo questo piatto con un buon bicchiere di vino rosso per concludere poi con i nostri dessert preparati al piatto. L'architettura di Revine Lago in provincia di Treviso è molto particolare, la parola alla responsabile delle guide del Veneto. Revine è un paese che si trova a mezza costa ai piedi delle Prealpi bellunesi ed è in una situazione morfologica molto interessante perché è molto diversificata. Infatti questo dipende dal tipo di rocce, alcune sono porose, altre invece sono più dure e questo ha creato anche degli avvallamenti che hanno poi lasciato spazio a questi laghi che sono di origine glaciale e che risalgono a parecchi mila anni fa, 15.000 anni fa. L'ubicazione abbastanza felice perché protetta dalle montagne che sono a nord ha fatto scegliere il posto come luogo di residenza e si trovano ancora adesso delle vecchie case che hanno mantenuto il loro aspetto. Si distinguono quelle che sono di residenza, chiamiamola popolare, quella più diffusa, perché sono piccole, molto semplici, ma c'è un gioco di volumi, di pieni, di vuoti, di luce, che gli dà una particolare atmosfera che si è appunto mantenuta nel tempo. Hanno poche finestre, molto piccole e questo sia per il fatto della protezione dal freddo ma soprattutto per una posizione statica dove è bene che la struttura sia massiccia. È quasi inesistente il portico, però ci sono degli archi che introducono a dei cortili che sono anche il luogo di aggregazione e che creano questo senso di ospitalità sia per chi vi abita ma anche per l'ospite stesso. Poi una caratteristica importante sono proprio questi balliatoi di collegamento in legno che si chiamano così comunemente pioi e che sono proprio il filo conduttore di tutto l'aspetto di queste abitazioni. I tetti sono quasi tutti in coppi, che è un materiale che troviamo prevalentemente nella zona invece pianeggiante e non sono molto spioventi, sono circa 40-45 gradi, quindi pur essendo in una zona montuosa non ha quell'aspetto così rigoroso o rigido come possiamo trovare più a nord. Ecco, questo si riallaccia ai campanili che hanno l'aspetto delle torri di difesa di gusto nordico. Oltre a questo tipo di costruzioni ci sono invece quelle più di carattere gentilizio che sono il tipico schema tripartito delle ville venete che invece degli elementi in legno ha il ferro battuto che elegantemente decora finestre, cancelli e terrazzini. Altra realtà importante di Revine Lago in provincia di Treviso è il Parco Archeologico Didattico, la parola alla coordinatrice. Il Parco del Liveletta è una realtà che è stata voluta dalla provincia di Treviso e che dal 2009 è gestita in convenzione col Comitato Provinciale delle Proloco Umpli Treviso. Questo parco è stato realizzato per valorizzare la scoperta di un sito archeologico nelle vicinanze della zona in cui vi trovate. Dal sito provengono una serie di reperti che ci permettono di capire come e quando questa zona è stata abitata in preistoria. Nel
del parco sono ricostruiti i tre periodi in cui sappiamo che questa zona è stata abitata, quindi il Neolitico, l'età del rame e l'età del bronzo. Queste naturalmente sono informazioni che ricaviamo dai reperti che sono stati trovati nel sito. Ma il sito ci ha restituito anche alcuni resti di case e si tratta di pochi resti di pali, ma sono stati abbastanza per capire il tipo di strutture che erano costruite. Infatti si tratta di un villaggio su palafitte ed è per questo che, come potete vedere, anche le nostre ricostruzioni sono su palafitta. Lo scopo delle ricostruzioni è quello di osservare case e oggetti molto simili a quelli costruiti in preistoria, ma inseriti nello stesso ambiente in cui venivano costruiti in preistoria, perché dal Neolitico all'età del bronzo il clima era molto simile a quello che c'è ai giorni nostri, quindi l'uomo in questi periodi si trovava di fronte a un ambiente molto simile a quello che si può vedere anche oggi. Il parco è stato creato soprattutto a scopo didattico. Dal lunedì al sabato ospitiamo le scuole che vengono in gita al parco e hanno la possibilità di visitare queste palafitte, perché la visita è guidata da degli archeologi che spiegano com'era la vita quotidiana in passato e hanno la possibilità anche di fare una serie di laboratori che permettono di capire e di riprodurre alcuni gesti, alcune azioni che in preistoria si facevano quotidianamente, come la produzione del pane, di oggetti in argilla, la caccia, la costruzione di un rifugio, perché anche ai bambini forniamo gli stessi strumenti che si usavano in passato per coprire queste attività. Per conoscere tutte le attività che facciamo durante l'anno, quindi le domeniche in cui oltre alla visita guidata qui al parco si possono trovare anche delle attività a tema, sono nel nostro sito internet che viene aggiornato regolarmente, quindi potete trovare tutte le informazioni necessarie. Mi hanno chiesto di invitare qualcuno a visitare Revine Lago, il nostro paese, il più bel paese del mondo per me, ma anche per voi se venite a Revine. A Revine abbiamo un'aria buonissima, qui è il paese verde, bellissimo, le persone sono molto ospitali, abbiamo un ambiente che ci circonda favoloso, abbiamo dei laghi, abbiamo la montagna, abbiamo una vallata splendida, abbiamo tutto e di più, quindi venite a Revine e ve lo dico anche in dialetto. Venite a Revine che vi aspetton tutti e chi che viene a Revine i torna ancora. Da Revine Lago in provincia di Treviso vi salutiamo, in paese vi aspettano in tanti, noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito. Viva Revine Lago, viva l'Italia e ciao!